Sveglia, sveglia giù dalle brande, ma cosa c'aveva? Era arrabbiatissimo quello di prima che diceva cose strane. Eminem, cosa gli hanno fatto? Ha incazzato anche lui per la Le Pen, ho capito. Invece arrivo dopo. Ragazzi, hanno appena avuto un shock. Uno dice stai via un attimo, sei andato di là in redazione, non fai in tempo a ritornare in onda. Notizie shock che non ci aspettiamo. Esselunga chiude tutti i punti vendita in Italia. Sarà che è il 1° aprile. C'è cascato persino il regista. No, hai fatto la faccia paurosa. Io neanche ci vado. Adesso io non ci vado all'Esselunga. Ti ho visto l'altro giorno, uno che ti assomigliava, non lo so, t'ho visto. Posso scherzare ogni tanto, si può ridere, si può. Vi è venuta un po' di caga, come si dice? Non scherziamo! Buon 1° aprile da Sammy Varin, buon pesce a tutti quanti in questa valle di lacrime. Potere al popolo, potere al povero, come dice il nostro regista Francesco, e lui è povero ma non di idee, perché lui li scrive, prende nota, tutto quello che diciamo noi qui a Radio Libertà, poi se lo studia, se lo elabora. Tra poco, non lo so, diventerà uno speaker anche lui, un DJ, un presentatore, un annunciatore, farà una canzone. O forse l'ha già fatta e non ce lo dice. Ridendo e scherzando, siamo arrivati certamente tra pochissimo alla canzone indipendente, poi gli ospiti, ma soprattutto i messaggi. Però prima un'occhiata alle agenzie. L'ultima buona notizia è per fortuna è buona. Una ce n'è di buona notizia quest'oggi. È stato fermato il presunto killer di Sara Campanella. È un compagno di università. La 21enne Sara Campanella era alla fermata dell'autobus ieri quando è stata raggiunta da un giovane. I testimoni parlano di una lite animata con urla, poi l'aggressione. E tra pochi minuti, anzi proprio in questi minuti, dovrebbe svolgersi la conferenza stampa. L'hanno beccato. E poi, naturalmente, siamo sul Corriere. Le altre novità, c'è un'altra interessante, in positivo. Sul fronte bollette arriva il bonus da 200 euro, non per tutti naturalmente, chi lo può richiedere, chi lo avrà in modo automatico. È il contributo straordinario previsto dal decreto bollette e che scatta proprio quest'oggi, 1° aprile, e non è uno scherzo. È uno scherzo invece? No, neanche questo sul fronte pensioni. Dal 2027 3 mesi in più per lasciare oltre i 67 anni. Arriva il no della Lega, ma serve una legge. I calcoli dell'Istat, ne parlavamo già mesi fa, ricordate? Sulla speranza della vita effettivamente allontanano la pensione di 3 mesi, ma è una buona notizia, vuol dire che viviamo di più, siate allegri. Le nuove date e Durigon che dice non se ne parla, non si cambia. Le Pen dopo la condanna, giorno funesto, ma combatto e non mi ritiro. Oggi sul Corriere, se vi interessa, c'è anche l'intervista esclusiva a Lech Walesa. Noi abbiamo sconfitto l'URSS, voi dovete salvare la democrazia. Putin va fermato ora. Il controeffetto dei dazi di Trump. La Cina corteggia Giappone e Corea del Sud e ci guadagnerà. Di questo e d'altro parleremo nei prossimi minuti. Il tempo certamente della canzone indipendente. Lo sapete, Sammy Varin ogni mezz'ora trasmette un artista indipendente assolutamente sconosciuto a livello nazionale, ma veramente in gamba. Oggi, anzi, forse ieri o l'altro ieri, da pochissimi giorni è uscito il nuovo singolo di una figlia d'arte con il papà pianista e la mamma vocal coach. Lei si chiama Chiara Nikita e qui manda un saluto a voi ascoltatori.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono Chiara Nikita e sono felicissima di dirvi che il mio nuovo singolo, Petrolio, è in rotazione proprio qui. È un brano pop rock pieno di energia e sentimento. È tutto il fuoco che brucia dentro, il fumo che non ti fa respirare, i ricordi che non vanno via. Parla di emozioni forti, di legami che segnano e che restano addosso. Spero che vi arrivi dritta al cuore. Potete ascoltarlo su tutte le piattaforme e seguirmi sui social per restare aggiornati sulla mia musica. Grazie a Radio Libertà per il supporto e soprattutto a voi. Io sono Chiara Nikita e questo è Petrolio. Buon ascolto! Wow, se potente questa. Chiara Nikita con la K dalla Toscana, figlia d'arte con papà, il pianista Vincent Masini e mamma, la vocal coach Sabrina Ceccarelli. È in preparazione il primo EP di Chiara Nikita che ci ha cantato il pezzo Petrolio che ci ha svegliato come non mai e allora seguiamo la Lega, seguiamo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E come previsto sono arrivati un fracco di WhatsApp e tutti all'Esselunga oggi, assolutamente, per reazione alla chiusura di tutti gli Esselunga. Qualcuno sarebbe anche contento a sinistra, eh? Noi andiamo fuori dall'Esselunga a cercare di entrare. Aprite l'Esselunga. Era uno scherzo, ci mancherebbe altro. Che succedono robe così strane in questi giorni, veramente così strane, che uno dice, ma
è tutto vero? Punto di domanda. Cioè, c'ho l'astrologa che mi ha detto: Sammy, è inutile che intervengo perché io dico una cosa, me ne sta già succedendo un'altra, e tutto quello comunque che stiamo vedendo era già tutto previsto, cantava Cocciante e lo diceva la nostra astrologa negli scorsi mesi. Lo ricordate? Lo diceva. L'Europa non sarà più quella, il mondo non sarà più lo stesso. E vedrai da domani che partono i dazi, poi, mamma mia. WhatsApp, certo, il numero per scrivere a Radio Libertà, e ve lo leggiamo subito il messaggino se scrivete adesso: 340 67 09 659. Qualunque argomento abbiate da commentare, fatelo senza peli sulla lingua. Avete peli sulla lingua? Beh, c'è Diego Fusaro che giustamente mi pubblica la notizia di tempo fa sul Messaggero: Covid, von der Leyen condannata per mancata trasparenza sui vaccini, la sentenza della Corte UE alla vigilia del voto. E lui scrive: niente ineleggibilità in questo caso, eh? L'hanno eletta invece la von der Leyen. Cattivissimo questo Fusaro. E poi c'è Giorgia Meloni che ci scrive: se scrive Giorgia Meloni, che facciamo? Non leggiamo? Nessuno che creda davvero nella democrazia può gioire di una sentenza che colpisce il leader di un grande partito, privando milioni di cittadini della loro rappresentanza. Così scrive su Instagram Giorgia Meloni. Chiaro che, ridendo, lo sapete, siamo qua anche per sdrammatizzare il momentaccio che ogni giorno viviamo in questa triste realtà, e la Giorgia Meloni forse gli fischiano un po' le orecchie perché dice: oh, e qui prima Navalny ancora, Imamoglu in Turchia, e pare che qui in Europa non sia arrivata la notizia, e poi insomma la Romania. Non è che poi adesso tocca a me, scherzo, penserà Giorgia Meloni. No, e viene il dubbio un po' a tutti noi. E queste cose sono scritte solo su alcuni quotidiani, e gli altri soffrono in silenzio di questa notizia che arriva dalla Francia. Dai, vediamo un po' i vostri messaggi, vediamo cosa mi scrivono gli ascoltatori al 340 67 09 659. Ecco qua: toccherà a Salvini, non a Tajani. Veramente Salvini ha già dato, grazie. Tu dici Tajani. È l'ora di fare capire a questa Europa che così non ci piace niente. E suona bene, eh? Oh, così non ci piace niente. La politica deve mollare il fioretto e prendere la sciabola. Oh, pensavo peggio, pensavo la pistola. Però per lottare ci vuole coraggio. E devo dire, l'unico movimento che ha un po' coraggio è la Lega, che dice veramente le cose che pensa. E io, cari ascoltatori, comunisti, fascisti, di destra, di sinistra, che votate, che non votate, vi do appuntamento sabato e domenica. Noi di Radio Libertà saremo in diretta perché sabato e domenica la Lega fa il suo congresso. La Lega sarà a Firenze, Fortezza da Basso. Noi su Radio Libertà a partire dalle 14 di sabato e poi ancora la domenica a partire dalle 9 faremo una speciale diretta con il congresso della Lega, ma saremo anche qui in studio per commentare insieme a voi ciò che sarà detto in congresso, quindi leggere i vostri messaggi e passare anche le vostre telefonate allo 029294 7222. Quindi, se avete qualcosa da fare sabato o domenica, portatevi dietro la radiolina, portatevi dietro un computer, il cellulare con l'app di Radio Libertà, perché assisteremo in diretta a questa nuova versione della Lega che sarà stampata a partire da questo weekend. Intanto WhatsApp, vediamo che mi mandano un pesce, dai che carino, guarda Francesco, dai. E sorridi al pesce. Sei vegetariano? No, ma magna. È tutto magna c'è domani. Pesce con piatto nel pesce, un pesce nel piatto. E sono d'accordo, però
non riusciamo a trovarlo questo pesce d'aprile tra le notizie di quest'oggi sui quotidiani. Sono sicuro che c'è, che qualche cosa che vi ho detto, che vi ho letto non è vera, e qualcuno mette veramente tanti punti interrogativi a tutto ciò che leggo nella rassegna stampa. Non può fregarci di meno quel che possa o voglia dire la Fornero sui dazi. Ci piace il suo silenzio, invece no, oggi sulla stampa la Fornero dice cose interessanti. Ciao Sammy, notizie dal fronte. L'esercito russo sta avanzando. Gli ucronazisti sono massacrati a Guevo. Presto l'Ucraina, con buona pace di tutto il mondo, sarà solo una piccola e insignificante regione dell'est europeo. Mamma mia, questo è un dispaccio che ci arriva da Russo Luca da Brescia. WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno Sammy, tutti dicono Romania, ma Maduro in Venezuela ha fatto la stessa cosa dei francesi. Ha fatto perseguire e rendere ineleggibile Corina Machado, candidata presidenziale dell'opposizione. Quindi Francia di Macron e Le Cul uguale Venezuela di Maduro. Cicca cicca. Con tutto l'affetto possibile e consapevole che siete in pochi per poter coprire tutta la giornata, ma che pena il direttore quando parla, mi fa venire male. Da quando l'hai sentito? Veramente sto parlando adesso io, non è che ti sei sbagliato. Io sono Sammy Varin, il direttore le arriva qualche ora fa, Sallusti, alle 9:30. O l'altro direttore, il Giulio Cainarca, che però adesso è in vacanza. Vabbè, se mi hai dato del direttore io sono contento, assolutamente. Idem sono sempre agghiacciati, non agghiaccianti, agghiacciati, è peggio ancora. Usano sempre dei termini che fanno ridere i polli, poveretti. È inutile il terzo buco nel naso, nonostante tutto il cerone che ci mettono su, non riescono a nasconderlo. È inutile il terzo buco nel naso, stavo cercando di capire questi buchi. Basta vedere chi manda in Europa il PD. Una delinquente come la Salis, è logico pensare che il PD è il partito dei delinquenti. Non sono tutti così? Non so. Il vero problema della mancanza di libertà in Europa è che la destra non ha né la forza né la determinazione di ciò che ha la sinistra, nonostante sia in maggioranza. Vergogna! La forza della sinistra è una magistratura deviata. Le destre devono ripristinare lo Stato di diritto, ma non lo fanno perché di vicino, perché devono avere più bisogno di voti. I voti in più non li prendono perché mancando di coraggio non fanno nulla. Il circolo è vizioso e succube dello squallore di sinistra. È veramente un casino. Sammy Varin, troppo tragico, ne abbiamo passate tante, passerà anche questa. Un po' di pazienza, c'è lo psicologo Enzo. Vedi che il Covid c'entra? Qui in zona, in provincia di Brescia, 4 morti improvvise tra i 18 e i 57 anni. Dimentichiamo? Assolutamente no, Marco. Io faccio rassegna stampa, la cosa più pazzesca, di cui mi sono accorto facendo rassegna stampa ogni giorno, è che queste notizie delle morti improvvise davvero non fanno capolino sui giornali nazionali, e dovrei mettermi a leggere tutti i giornali locali, però la rassegna stampa durerebbe 2 giorni e non diamo delle idee ai nostri direttori. Ma come Sammy, il terzo buco nel naso, i trinariciuti, eccola lì, cacchio, non c'ero arrivato. Grazie. Meno male che ci sono i nostri radioascoltatori che ci danno una mano. E allora, a proposito di appuntamenti da non scordare, appuntamento mangereccio per questo giovedì 3 aprile, dopodomani, cena Lega sezione destra Secchia. Siamo al ristorante Cioè di Ostiglia, via Vittorio Veneto. Saranno presenti l'onorevole Andrea Dara, la consigliere regionale Alessandra Capellari, segretario provinciale Antonio Carra. Siamo in provincia di Mantova, se non erro. Si mangia con soli 20 euro. Wow! Cena Lega, sezione destra Secchia, giovedì 3 aprile, ore 20. 20 euro. Per prenotazioni, se ci seguite da quella zona, 339 47 27500.
una cena a 20 euro, io ci farei un pensiero molto serio, assolutamente sì. Tra gli appuntamenti da non scordare, chiaramente, ragazzi miei, non mancate assolutamente al congresso della Lega di questo weekend. So che ci sono sezioni che hanno organizzato pullman, altre che non le hanno organizzate. È chiaro, se avete la possibilità, basta avere in mano la tessera della Lega da semplice simpatizzante, 20 euro, e ti partecipi al congresso della Lega, che sarà un eventone della miseria. Se non potete parteciparvi, certamente tranquilli, c'è questa radio, vi dicevamo, sabato a partire dalle ore 14, domenica fin dalle 9 del mattino con Sammy Varin. Io sarò qua domenica mattina con voi, assisteremo al congresso che svelerà la nuova Lega. Tu dici, ma ci sarà ancora Matteo Salvini segretario? Sì, e immagino, perché c'è solo lui candidato, ma ci saranno delle novità importantissime che cambieranno anche lo stesso nome della Lega. Ci metto un punto interrogativo, Lega per Salvini Premier potrà cambiare, e queste sono le cose interessanti che dobbiamo vivere insieme. Per cui questo sabato a partire dalle 14, domenica a partire dalle 9, seguiamo insieme il congresso della Lega su queste frequenze. E ricordiamolo a chi non lo sa, Radio Libertà è anche una televisione, quindi ci potete ascoltare e vedere sul canale 252 del televisore, 252, ma siamo in tutta Italia anche sulla banda DAB della vostra radio. E qui dico, non soltanto le autoradio, se avete un'auto recente, schiacciate dove c'è l'autoradio, oltre all'FM scoprite che c'è la banda DAB, e poi a quel punto semplicemente siamo in ordine alfabetico, dovete cercare Radio Libertà, ma anche sulle semplici radio ricevitori normalissime, se avete acquistato negli ultimi anni una radiolina da Media World, scoprite che non c'è soltanto la banda FM. Io sono un po' monotono, però queste cose molti non le sanno. Oltre alla banda FM, oltre alla storica banda AM, c'è anche adesso la banda DAB, DAB. Schiacciando DAB non è che si collega con internet, robe strane, no, sono sempre onde elettromagnetiche. Schiacciando DAB c'è un mondo nuovo di radio libere, è vero, molte anche nuove, nuovissime, appena nate. Ci sono quelle che fanno soltanto musica rock, musica jazz, classica, disco music anni 70-80, wow. Ci sono le radio che parlano, e tra quelle che parlano ci siamo noi di Radio Libertà. Quindi scoprite questo nuovo mondo di comunicazione schiacciando DAB sulla vostra radiolina che, ripeto, un tempo era difficile da trovare la radio DAB, adesso in ogni posto dove vendono elettrodomestici vendono radio DAB, non possono non essere DAB, per legge ci deve essere dentro questa nuova banda DAB. La banda M è stata chiusa, aggiornati Enzo. Io ti voglio bene Enzo, ma stai parlando con uno che la radio l'ha fatta fin dagli anni 70, anzi prima, perché ero un CB e mi chiamavo Yogi, sì, poi Sierra Victor, e poi eccetera eccetera, ho fatto una piccola radio libera a casa mia, e poi no, la banda M c'è ancora, semplicemente la RAI ha chiuso i propri ripetitori in AM perché effettivamente costavano troppo, ma la banda M è ancora viva più che mai, e lo dico visto che mi hai aperto una parentesi, vi faccio una lezione di cultura elettromagnetica. Se schiacciate AM oltre che DAB sul vostro ricevitore, scoprite che ci sono ancora radio che trasmettono in AM, perché una volta chiusi i ripetitori RAI, queste frequenze per l'Italia sono rimaste libere, e quindi c'è stato il permesso ufficiale dello Stato di affittare queste frequenze a delle associazioni, a delle società che fanno comunicazione, qualche onlus, e comunque
sono nate radio libere in AM, che già c'erano prima, ma erano pochissime e con potenze irrisorie. Adesso ne sono nate, diciamo, di più potentine. Ce n'è penso 20-30 in tutta Italia. Chiaro che non hanno la potenza di Mamma Rai e quindi non si parla più di 100 kilowatt, ma si parla di pochi kilowatt. A Milano, sulla frequenza 927 kHz, c'è una radio che trasmette tutta musica anni 70-80. A Trieste un'altra, a Bologna ancora. Durante la notte, caro Enzo, bisogna soltanto che tu accendi la tua radiolina e con la propagazione c'è pericolo che ti senti una di queste radio private in AM. Ed è divertentissimo perché sembra di ritornare indietro nel tempo. L'effetto evanescenza, il fading è stupendo da ascoltare in AM. Io mi eccito ascoltando il fading. Mi dice anche Francesco, si eccita molto dopo le 22, chiaramente anche nelle sere di pioggia, anche a volte di più. Le onde elettromagnetiche rimbalzano sulle nuvole, su una parte del cielo, e ricadono a volte a migliaia di chilometri di distanza. Però tutto questo non è continuativo, dura magari solo pochi secondi e quindi c'è l'effetto fading. Senti per pochi istanti, magari 10-20 secondi, perfettamente una radio che arriva da migliaia di chilometri, poi sembra che stai abbassando il volume. Si abbassa il volume fino a non sentirla più. E se sei fortunato e c'è un'isofrequenza con un'altra emittente in AM, per qualche istante senti un'altra radio sulla stessa frequenza. Dopodiché cambia la propagazione e voilà, ritorna quella stazione radio, si alza pian piano il volume, lo senti che aumenta finché arrivato al massimo, di nuovo ricomincia l'effetto fading. A me piacevano i rumori di quando tuonava, bravo, è vero. No, Enzo, non è che bravura questa, semplicemente è una situazione maniacale, psicologica. Ho cercato lo psicologo del PD, ma mi ha detto che nel mio caso non c'è speranza. Provare la sera, chiaramente durante il giorno e senti solo le stazioni radio in AM le più vicine. Durante la sera si apre la propagazione, senti parlare quasi sempre in spagnolo, in arabo, tu dici "Oh, che bello, già li sentiamo qua i muezzin", ma ci sono anche questa ventina radioline che in AM che facevano le emittenti private negli anni 70. Quando tuona ancora adesso, certamente io faccio le previsioni del tempo mettendo in AM. Se mettendo in AM la vostra autoradio sentite delle scariche elettriche, vuol dire che è in arrivo un temporale, a volte anche a 50-100 chilometri di distanza. E vabbè, abbiamo fatto un po' di cultura, non c'entrava assolutamente un cazzo, però mi avete chiamato in causa e qui è uscito il Sammy Varin che ha fatto radio da 50 e passa anni e qualcuno non lo sa, ma qualcuno lo sa perfettamente, dice come sei noioso. E allora ci fermiamo, 11:30, puntualissimi con la pausa, la pubblicità, la canzone indipendente. Oggi ritorna la coppia Schiavon Mazzei con un pezzo bellissimo intitolato Me a metà e poi arriva il Focus, Valle d'Aosta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dita dalle mani, dita degli piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene
Amici, non è che uno dice, ah beh, io sono uno sportivo, e beh, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2. E non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di un mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Beh, questa è musica che ci riconcilia col mondo. Me a metà ritorna la coppia Schiavon-Mazzei, due pezzi grossi che vantano collaborazioni importanti ma che hanno sempre preferito stare dietro le quinte. Abbiamo trovato e scoperto con fatica i loro album, perché questi sono artisti indipendenti non pubblicizzati da nessuna parte. L'album si chiama The Bridge, lo trovate facilmente e gratuitamente su YouTube. The Bridge, Schiavon Mazzei, roba veramente buona. Oggi abbiamo ascoltato Me a metà. Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Il collegamento con il territorio quotidiano in compagnia di Sammy Varin. Oggi tocca alla Valle d'Aosta e quindi siamo qui a commentare le notizie locali e nazionali con un esponente della Lega in Regione Valle d'Aosta. Grazie per essere con noi. Simone Perron, ciao! Ciao Sammy, sempre un piacere per me essere con voi. Grazie. Prima delle cose serie, cose che non lo so se sono serie oppure no. Sai che Simone, oggi è il giorno del pesce d'aprile, e per uno che qui dalle 7, magari dalle 7, dalle 6, che sono qui a sfogliare i giornali, sono alla ricerca del pesce d'aprile. Mi sto chiedendo se tutto ciò che ho letto stamattina è vero o non è vero. Ci sono delle cose non vere? Ad esempio, mi è capitato adesso in mano il quotidiano Libero, a pagina 12, c'è una notizia che potrebbe essere un pesce d'aprile, ma anche no. Senti qua. Cornacchione scrittura Bersani. L'ex leader del PD, stiamo parlando del grandissimo Bersani, interpreterà il padre del comico a teatro. Praticamente Antonio Cornacchione arriva a teatro a Milano con uno spettacolo che si chiama Basta poco. Tra gli attori, ripeto, attori, ci sarà anche Pierluigi Bersani. Nella commedia c'è Palmiro, che è un tipografo sull'orlo del fallimento, di provata fede politica e che vive in una casa popolare. Quando viene sfrattato perché l'appartamento viene assegnato a una famiglia rom, Palmiro è tentato di rinnegare i propri ideali politici, ma a questo punto arriva il fantasma del padre, interpretato da Pierluigi Bersani, che lo sprona a non venire meno ai propri principi. Insomma, sembra proprio un pesce d'aprile. Io sono indeciso se crederci oppure no. Vedremo Bersani a teatro? Ci mancava, che è un po' che non lo vediamo, e dopo Benigni adesso un po' di prediche fatte da Bersani non sarebbe male, forse anche più simpatico. Che cosa dici, Simone? Sì, come darti torto sicuramente, ma se Bersani vuol fare il fantasma della politica, noi gli diciamo che può continuare tranquillamente così, diciamo delle cose più reali, tangibili di quelle ce ne occupiamo noi, quindi va benissimo. Quando la sinistra, succede molto spesso come sappiamo, quando la sinistra si occupa di fare il ruolo del fantasma, molto bene, continuino pure, diciamo, al resto pensiamo noi. Assolutamente sì, o almeno ci proviamo, se ce lo lasciano fare. E naturalmente tra poco andiamo anche a commentare la notizia che arriva dalla Francia, ma prima Simone Perron, lo sapete, oltre che consigliere regionale della Lega, è anche un cantautore, e guarda caso sei stato fino all'altro giorno in Inghilterra, in Gran Bretagna, per registrare il tuo nuovo album. E a parte, appunto, ci devi dire qualche postilla di emozioni che hai avuto, perché sei stato in un posto molto importante dove si registrano gli album più importanti a livello mondiale, ma soprattutto mi hai raccontato che sei stata in una zona dove non sembrava di essere in Inghilterra, ma da tutt'altra parte, e ciò mi fa venire in mente la pagina 10 del quotidiano La Verità, la sto mostrando adesso, che dice: Ramadan ostile, con i silenzi complici faremo la fine di Francia e Inghilterra. Quella che per noi è tolleranza, per i musulmani è conquista.
parola di Khomeini, parlando chiaramente dei festeggiamenti per il Ramadan che ci sono stati qua in Italia, con scuole chiuse e giganteschi festeggiamenti, molto spesso sul sagrato della Chiesa, robe mai viste addirittura con il sindaco che scende e fa gli auguri. Sindaco, quando non il vescovo, fa gli auguri agli islamici. Cosa sta succedendo? Ma soprattutto una testimonianza che ci porti dalla vicina Inghilterra, e c'è ancora più vicina è la Francia, e le banlieue le abbiamo viste, ma in Inghilterra mai pensavo. Simone. Sì, allora partiamo dalle cose positive. Chiaramente gli studi che sono gli Abbey Road, i famosi Abbey Road dei Beatles, eccetera, sono ovviamente dei studi bellissimi, è stato emozionante, è stata un'occasione veramente splendida. La zona degli studi chiaramente è una zona molto bella, dove ci sono case che ci dicevano diciamo, valgono milioni e milioni di sterline l'una. Quindi le zone diciamo più legate alla Londra storica, chiaramente sono zone bellissime che mantengono intatto il loro fascino. E chiaramente appena però si esce e si va in altre parti, io sono francamente rimasto stupito dal vedere chilometri e chilometri di ambientazione, dove vedi le classiche case costruite col mattone rosso inglese, ma al di sotto le strade sono completamente islamizzate, cioè ci sono soltanto negozi con scritte in arabo, la popolazione che gira è gente, donne col velo dappertutto, e i pochi posti dove ci sono, come dire, autoctoni inglesi sono delle isole. Ecco, quindi io dall'albergo vedevo la moschea in lontananza e ho avuto la netta sensazione che davvero noi siamo ancora, parlo almeno della Valle d'Aosta e delle zone diciamo non urbanizzate al massimo, siamo ancora fortunati perché è in atto una vera e propria sostituzione di quelli che sono i popoli europei. E il giorno dopo, 2 giorni dopo, appunto, ci eravamo già sentiti, tu mi avevi detto non hai visto Torino, e infatti è uscita la notizia che ho condiviso con vari amici dicendo è un campanello d'allarme. Onestamente per me è suonato un campanello d'allarme nel farmi capire che le nostre posizioni della Lega sono sempre state le più corrette e bisogna mettere un freno. E ciò non ha nulla a che vedere con il mancato rispetto della religione altrui, noi rispettiamo tutti, ma questa è casa nostra e vogliamo mantenere casa nostra com'è, come è stata quella dei nostri genitori, dei nostri nonni e ancora indietro. Guarda, sono quasi invidioso, anzi sono invidioso del tutto, perché tu mi parli della bellissima Valle d'Aosta, dove oltre che essere bellissima fa anche freschetto rispetto alle altre zone d'Italia, e lì secondo me ne arrivano di meno. Poi è più difficile concentrarsi, tu dici stanno vicini perché si scaldano, non scherziamo, però forse il clima, ecco, non è proprio da humus musulmano, sto scherzando naturalmente, ci mancherebbe, ci sono fratelli musulmani in senso buono anche in Valle d'Aosta, però qui a Milano, ragazzi, veramente è difficile trovare quartieri dove ti giri intorno e non vedi una fila di negozi islamici, frequentati anche da noi, certamente ci piacciono le squisitezze halal. Parliamo di altro, ma anche qui, signori, sta cambiando qualche cosa, vorrebbero cambiare qualche cosa, non sempre ci riescono, e in Val d'Aosta, ad esempio, hanno fallito. Sto leggendo sempre il quotidiano Libero, se non erro, vediamo, sì, è sempre Libero, a pagina 15, polemica arcobaleno, Zan che dice in Italia allarme transfobia, e i social che esplodono dicendo il pericolo c'è e si chiama Islam. E ho letto che anche lì in Val d'Aosta c'è stato il serio rischio di un DDL Zan in salsa valdostana, che deve avere un sapore molto particolare, pericolo sventato, forse anche grazie alla Lega. Perron. Sì, decisamente sì. Noi su queste tematiche ci mettiamo la faccia, e prendendoci anche i
insulti che non hanno alcun senso, di una sinistra che ormai è decotta, io direi, ma proprio anche sul piano culturale e intellettuale. Allora sì, c'è stata questa legge che è stata portata sul tavolo dalle forze, diciamo, di estrema sinistra che avevano già scritto questa legge qua, poi non sono entrate poi in consiglio, queste forze le hanno riprese altre e hanno fatto un bel copia e incolla di altre leggi regionali e noi abbiamo ampiamente controbattuto perché punto primo è strapiena della questione dell'ideologia gender, è semplicemente quella forzatura politica di un concetto che è nato nelle scienze sociali, identità, genere, eccetera, può stare tranquillamente nella scienza sociale, ma che è stata distorta e fatta diventare un'arma politica. Eccola lì l'ideologia gender, altro che non esiste. E da lì è usata per aprire le porte a tutte delle leggi che hanno in realtà lo scopo di portare quelli che sono i comunisti del nuovo millennio, perché quelli dell'800-900 si interessavano dei lavoratori, dei proletari, questi invece si sono evoluti in un altro modo e parlano diciamo, delle minoranze oppresse, ne fanno una bandiera e con quella scusa lì infiltrano tutti gli apparati. Questa legge prevedeva diciamo, interventi in tutti gli ambiti della società, formazione nelle scuole, formazione sul mondo del lavoro, sportelli ad hoc psicologici, addirittura un tentativo di mettere diciamo, un freno agli appalti pubblici se le aziende che si propongono non hanno una certificazione particolare che dovrebbe certificare la parità di genere e cose di questo tipo. Una cosa aberrante da soviet, diciamo, rivisitato in salsa arcobaleno, che per fortuna questa maggioranza non ha votato, ma se non ci fosse stata la Lega a alzare le barricate, noi siamo convinti che molte cose sarebbero passate. E vedete, capito, cari ascoltatori, che la presenza della Lega anche all'opposizione è quel famoso moschino, no? Che lo cacciano e poi ritorna a posarsi di nuovo lì, chissà come mai. Stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659. Chiaramente ti chiedono anche un tuo parere su quanto avvenuto in Francia. La condanna in Francia di Marine Le Pen, 4 anni per frode all'Unione Europea, dichiarata ineleggibile con effetto immediato. Il metodo Romania è arrivato in Francia e magari qualcuno si chiede, non è che tra poco toccherà anche a noi, all'Italia? Perron. Direi che il metodo Romania attuale, diciamo che in Italia, pur con delle diversificazioni, abbiamo già visto questo metodo negli anni 90, perché chiaramente anche tutta Tangentopoli fu in qualche modo, oltre alla corruzione che quando c'era ovviamente va combattuta e sradicata, ma ha avuto delle spinte da sotto di altre potenze che avevano piacere che una classe politica fosse in qualche modo delegittimata. Adesso lo vediamo con l'Unione Europea. Io non so esattamente, questo devo informarmi di più, non so esattamente la questione Le Pen e come si sia svolto, visto sono dei rimborsi praticamente all'Unione Europea, ma certamente sappiamo come funzionano queste cose e sono brutti segnali che l'Unione Europea e la Lega tante volte ha detto a metodi che sono tutt'altro che democratici, stia in qualche modo calando la maschera, ma penso che la gente ormai l'ha capito, lo capisce sempre di più e voterà di conseguenza. Chiaramente la gente vuole essere informata, vuole cercare di capire che cosa sta succedendo, visto che ci sono dei precedenti abbastanza importanti. Ancora domande che mi arrivano a proposito di pesce d'aprile, perché dicevo, qui non riusciamo a discernere ciò che è vero da ciò che potrebbe essere un pesce d'aprile, che magari lo scopriremo domani. A pagina 10 del quotidiano La Verità c'è quest'altra notizia. La Lahib, commissario europeo che abbiamo visto con la borsetta in mano, il suo kit d'emergenza, la Lahib ci ricasca dopo il kit di guerra. Altro video delirio
contro l'islamofobia. Per la commissaria alle crisi, scrive oggi il quotidiano La Verità, spero che sia un pesce d'aprile, i media fomentano l'odio religioso. Il velo non è sottomissione e l'ex collettivo pro jihad plaude. Insomma, diciamo che si è fatta notare in queste ultime settimane questa commissaria principalmente per questo video pazzesco che ancora ci sembra veramente un pescione d'aprile, parlando del kit in caso di guerra, in caso di cose gravissime, cosa mettere nella borsa. E siamo ancora qui a chiedercelo. Ecco, ora vi faccio vedere anche qualche istante del video perché molti di voi non l'hanno visto. Effettivamente è stato poco trasmesso in televisione perché forse c'era anche qualcuno che semplicemente si vergognava dicendo ma no, non è vero, è una farsa, è uno scherzo dell'Europa. Dura un minuto e ve lo ripropongo e lo risentiamo perché giustamente magari qualcuno di voi non ha ancora preparato questo kit di sopravvivenza. Sentiamo. It's Ajal Habib. Welcome to What's in My Bag Survival Edition. First up, my glasses. Super important if you want to see what is happening or not. Next, my document in a waterproof pouch. A must in a rainy Brussels. Now, let's talk about lighting. I have a flashlight. If you don't forget the matches and of course, the light. Turn. And water, of course, because water is life. And my special friend, a Swiss Army knife. 18 tools in only one knife. A must-have. And don't forget your medication. You might need it, because you never know. And don't forget something to eat. You might be hungry, very hungry. And of course, some cash. In the middle of a crisis, cash is king. And your credit card might just be a piece of plastic, a charger, and a power bank. Because a dead phone is a dead end. Playing cards, bit of distraction, never hurt anyone. And don't forget the radio. The smaller one. This is everything you need to survive the first 72 hours of a crisis. Speaking about being prepared, the EU is preparing its strategy to be sure that every citizen is safe in case of crisis. Be prepared, be safe. Insomma, anche voi che non sapete l'inglese avete capito cosa ci ha messo dentro in questo kit, in questa borsa in caso di emergenza la commissaria UE, e con in sottofondo questo che suonava il piano in maniera un po' ubriacante, le battutine, le risatine, e noi ancora ci chiediamo ma è tutto vero? Simone Perron, anche tu che sei un artista e che giustamente ti intendi di musica, ma ho letto anche chi si intende di social, è stato fatto anche utilizzando le tecniche social, i tagli, le risatine, i tempi, proprio per colpire attraverso i social la gente comune, farci venire paura. Proviamo paura in questo momento. Quale sentimento proviamo dopo aver visto un video del genere, Simone? Ma a me pare che questi siano dei sintomi evidenti di una classe dirigente a livello europeo che veramente non ha le qualità per esserlo, e ormai ce ne stiamo accorgendo tutti, cioè loro trattano gli argomenti seri con leggerezza e le cose che invece sono marginali e stupide e le fanno diventare argomenti seri. Quindi sarebbero tutti da mandare veramente a lavorare in altri settori. Io penso che dobbiamo essere capaci, e la Lega è un movimento che fa della formazione interna, che fa della competenza sui territori e dei dossier un punto fondamentale. Dobbiamo essere pronti a costruire classe dirigente in grado di sostituire le persone che ormai sono delegittimate e vivono nelle loro torri d'avorio e veramente non rappresentano più nessuno se non se stesse e basta. Siamo veramente stufi di questo, dobbiamo essere pronti a sostituire con della competenza e della serietà.
È minimo, anche perché il teorema alla fine il cerchio si chiude guardando tutto ciò che vediamo in questi giorni e che arriva dall'Europa, non è che ci facciamo proprio un pensiero bellissimo. Poi ci dicono che siamo sfasciacarrozze, vabbè, becchiamoci degli sfasciacarrozze. A proposito invece di buone notizie, chiaramente io ti saluto ricordando il grande evento di questo sabato e di questa domenica, il congresso della Lega che si tiene a Firenze, Fortezza da Basso. Tutti possono entrare, basta avere la tessera di semplice simpatizzante, quella da 20 euro, ma ancora più semplice seguire questo evento qui su Radio Libertà. Saremo tra i pochi sicuramente che danno spazio completo a questo evento dalle 14 di sabato fino al tardo pomeriggio di domenica, non stop su Radio Libertà e anche in televisione sul canale 252, per capire come cambierà la Lega con questo congresso. E Simone, a te le ultime parole. Cosa si muoverà secondo te? Ci sono delle emozioni anche che proveremo, ma soprattutto ci sarà una nuova via che la Lega prenderà, e quale potrebbe essere? Simone, l'ultimo minuto. Ma guarda, non sono in grado di fare previsioni, però è un momento importante di confronto interno del partito, mi pare mancasse da parecchi anni, 8 se non sbaglio, e quindi sarà il momento, perché i tempi cambiano, le dinamiche ormai sono tutte globalizzate, vediamo sotto gli occhi cambiare la geopolitica, le questioni energetiche, le questioni demografiche, ci sono veramente dei problemi enormi all'orizzonte, e quindi anche un partito come la Lega, che ormai è un partito storico, deve diciamo modificare ed evolversi per essere sempre più una risposta, come dicevamo prima, a delle classi dirigenti che ormai sono delegittimate. Quindi ben venga il dibattito, anche lo scontro interno, che produrrà una sintesi e ci rafforzerà sicuramente. Assolutamente sì, ascoltate la diretta su Radio Libertà di sabato e di domenica, sicuramente sentirete voci fuori dal coro. E a proposito di Simone Perrone, anche lui fuori dal coro come non mai, aspettiamo il tuo nuovo album cantautorale e ti seguiamo sui social come consigliere regionale della Lega in Valle d'Aosta. Buon lavoro Simone! Grazie a te e a tutti i tuoi amici, ciao! E buon ascolto a tutti voi. Sammy Varin se ne va, ma è una minaccia. Ritorno domattina alle 7:30.